amici, ben ritrovati. Oggi ritento la sfida che avevo provato più o meno un anno fa, cioè superare i 100 km, ma la vera sfida per me sarà arrivare a Bibbione. Lo scorso anno non c'ero arrivato perché mi sono perso, i 100 km li ho superati, però a Bibbione appunto non ci sono arrivato. Quindi la grande sfida di oggi, oltre che superare per la seconda volta i 100 km nella mia vita in bici, la vera sfida è quella di arrivare a Bibbione. Poi ovviamente dovrò farne altrettanti di chilometri per tornare, ma intanto mi preoccupo dell'andata. Sono più o meno 110 km, quindi adesso sono circondato dalle montagne del Friuli, attraverserò tutto il Friuli, sconfinerò in Veneto e poi non sarò più circondato dalle montagne del Friuli, ma dall'acqua del mare di Bibbione. Bene, mi mancano più o meno 107 km, quindi bando alle ciance. Sono più o meno le 7:50, volevo partire un po' prima, però questa notte ha piovuto, le strade sono tutte bagnate, è spuntato il sole, quindi ho deciso di uscire lo stesso, anche perché le strade in alcuni tratti sono già asciutte. Se pioveva avrei dovuto rimandare. Mi piacerebbe arrivare a 100 km sotto le 4 ore, teoricamente potrei stare intorno alle 3 ore 40, 3 ore 45, però non avendo mai fatto se non una volta 100 km, non so che tempo farò. Mi accontenterei di stare appunto sotto le 4 ore, 3 ore 59 minuti e 59 secondi. Ora, se ci riesco, vi faccio vedere il lago di Cavazzo. Dove c'è il sole si sta bene, dove è ombra, come è stato più o meno sempre fino adesso, si sente. Alesso. Passato Alesso entriamo a Corniul. Borgo Oncedis, Avasinis, Peonis. Ed eccoci al monumento dedicato a Ottavio Bottecchia. Forgaria nel Friuli. A breve passerò accanto al lago di Cornino e anche lì un breve video veloce per farvelo vedere. Benvenuti al lago di Cornino. Si corre! Questi sono i laghetti Pacar o Pacar, non ho mai capito come si dice. Maiano, commercio. Eccoci a San Daniele, la città del prosciutto. Primo semaforo. Secondo semaforo verde. (40 km, 1 ora e 27 km orari di media). Lo scorso anno, esattamente qui, sotto quel palo, esattamente qui, mi fermavo e decidevo di tornare indietro perché mi ero perso nei pressi di San Daniele. Come vedete sono arrivato a Rodeano Alto, Cisterna, ma ho deciso di tornare indietro perché nei pressi di San Daniele mi sono perso. Oggi invece continuo. E nel frattempo siamo arrivati a 50 km in 1 ora e 49 minuti. Mancano alla meta ancora 65,1 km. Secondo il GPS. Coseano. E dopo aver passato Nogaredo giungo a Nogaredo di Corno. Brazzetto. (55 km), sono esattamente a metà strada.
2 ore e 13 minuti, velocità media 26.9. Adesso sto viaggiando a 31 km orari. Villa Orba. Ed eccoci a Basaglia Penta, un po' di vento contro. Nespoledo. Mi fermo perché non so più dove andare. Amici, mi sono perso, sono a Pozzecco, io dovrei arrivare a Bertiolo. La strada che mi segnalava il GPS era una stradina di campagna, sassosa, terrosa, per cui non l'ho seguita. Però seguendo la strada qua mi sono ritrovato a Pozzecco, invece dovevo essere, se non sbaglio, a Villa Orba. Adesso un po' a naso cerco di arrivare a Bertiolo, perché sarei dovuto arrivare a Bertiolo. Speriamo bene. ...70 km, 2 ore e 36, adesso mi tocca tornare indietro per un'altra strada e raggiungere Villa Caccia e poi girare a Bertiolo. Eccoci a Villa Caccia. Bertiolo. Canussio. Breve pausa al 90° chilometro e adesso riprendiamo fra più o meno 30 km a occhio, perché ho allungato di 5-6 km la strada, dovrei essere arrivato, quindi un'oretta e poi sono arrivato, speriamo, se non mi perdo. Fra Foreano, sono 92 km e mezzo, sto per arrivare a 100 e sto tirando come un matto a 33,6 km orari e non sono stanco. Pisanotta. San Michele al Tagliamento. 100 km, 3 ore e 45, media 26.6. Amici, piove e devo riparare la tecnologia che ho qua sulla bici, quindi ho la mantellina, la metto sopra il manubrio perché si sta bagnando tutto. Facciamo un po' alla buona. Ecco, alla buona, adesso vi faccio vedere, ho dovuto coprire tutto perché piove e non voglio che si rovini qualcosa. Bibione! Amici, sono arrivato a Bibione dopo 4 ore e 13 minuti, 120 km alla media di 26.5 km orari. Ora altri 7 km per Bibione Pineda. Adesso andiamo a mangiare qualcosa perché muoio di fame e di sete. Bibione Pineda, ancora qualche centinaio di metri e sono arrivato alla meta. Amici, oggi faccio una mezz'oretta di vita da spiaggia, nel senso che sono in spiaggia e sto arrivando al mare. Ieri mattina ero tra le montagne del Friuli Venezia Giulia e oggi sono al mare del Veneto. La sabbia è molto morbida, ho rotto le scarpe prima e neanche un'ora fa ho rotto le ciabatte, quindi non so più come camminare adesso.
Vabbè, si riesce a camminare comunque, soltanto che è un po' scomodo. E adesso c'è il mare, bello, ve lo faccio vedere. L'ho spinto un po' nell'acqua più alta, non so se era morta o cosa, però se è viva riprende il largo. Eccomi amici, ho appena noleggiato una bicicletta pedalata assistita, è la prima volta che vado su una bici del genere, adesso ve la inquadro e vi saprò dire come ci si trova. Una bicicletta pedalata assistita. Non ero mai salito su una bici del genere ed è stranissimo, non sono abituato alla bici, cioè basta pedalare senza applicare il minimo di potenza che la bici va da sola. Adesso aumentiamo un po', vediamo la velocità dell'assistenza di pedalata e sì, aumenta. Se smetto di pedalare la bici pian piano rallenta, però appena faccio un piccolo accenno a pedalare la bici accelera, è una cosa stranissima, mi devo un po' abituare. Ho fatto una prova perché non ero mai salito su una bici del genere. Ci siamo di nuovo qua, adesso sono all'interno di un risciò elettrico, prima volta che ci salgo, c'è la marcia avanti, folle, indietro, frizione, dopo vi farò vedere con calma, adesso parto e speriamo bene, a presto. Sinceramente mi sento imbranato qua sul risciò. Come avete visto, la mattina del secondo giorno mi sono svagato un po' in spiaggia ed ho provato l'ebbrezza di salire su una bici a pedalata assistita e su un risciò elettrico. Il pomeriggio sono tornato in sella alla mia bici ed ho colto 2 piccioni con una fava, giretto per il centro di Bibbione e Bibbione Pineda ed allenamentino defaticante e lento per un totale di 44 km, esclusi ovviamente quelli con la bici a pedalata assistita, che sono stati circa 12. Amici, sono le 7:25 di mattina, vacanza finita, si torna a casa. Adesso dovrò pedalare secondo il mio GPS per 112 km, sperando di non sbagliare strada. Bene, partiamo perché il viaggio è un po' lungo. Arrivederci Bibbione! La tisana. La tisanotta, Ronchis. Purtroppo c'è tanto vento contro, non riesco a tenere la media dell'andata. Fraforeano. Varmo Canussio. Fra un po' farò la prima sosta, intanto è passato 1 ora e 20 minuti, 34 km e qualcosa. A breve farò una sosta, mi fermerò a Villamarin di Passariano. Sono tanti anni che non ci vado, sono stato a vedere qualche mostra in passato, allora ho fatto una deviazione studiata apposta per andare a vedere questa villa. Ed eccola laggiù in fondo, Villamarin. Ridendo e scherzando, 40° chilometro, 1 ora e 33 minuti, velocità media 25,5 km/h.
rivolto. Basaglia penta, fondo il mio navigatore, mancano 56,3 km, se il chilometraggio totale è di 112, 56 per 2 fa 112 km, sono a metà strada, sono 2 ore e 18 minuti che pedalo, quindi immagino che dovrò pedalare ancora per altre 2 ore e 18 minuti più o meno. San Vito di Fagagna. Ho alzato lo sguardo e ho visto le montagne, è la prima volta da quando sono partito questa mattina che vedo le montagne. E qua a Madrid mi trovo sta salita, 6,2%, non me l'aspettavo, sapevo che c'era una salita, però me l'aspettavo meno pendente. Vabbè, comunque non deve essere molto lunga, teniamo duro anche se comincio a essere stanco. 68,4 km. ...70 km, 2 ore e 52 minuti. Rive d'Arcano, Farla, Maiano. Ci sono a Maiano in un parco e mi riposo un momento, mi fermo un attimo perché ho le gambe un po' stanche, comincio a sentire la fatica, mancano ancora occhio 40 km, forse qualcosina di meno, 37,9, e adesso mangiucchio qualcosa con calma e poi mi rimetto in moto. ...81 km, 3 ore e 18 minuti, qua siamo più o meno a Osoppo, finalmente un po' di vento a favore, per 80 km il vento o contro o laterale ma sempre più o meno contrario, qua finalmente ce l'ho da dietro, non è forte però sento che aiuta. Ho bucato, adesso sarà un problema perché non ho la camera d'aria, vediamo se con le toppe riesco a risolvere il problema. Adesso speriamo di riuscire a trovare il buco, probabilmente, vedete, io avevo già bucato un paio di mesi fa e non avevo una camera d'aria e l'ho aggiustata con la toppa, probabilmente si è scollata la toppa perché fa caldo, l'asfalto qui è stato rifatto da poco, quindi sarà bollente. Trovato il buco, è qui, non so se si riesce a vedere. Ho acquistato questo set di toppe che hanno già l'adesivo. Applicata la toppa. Eccoci di nuovo in marcia, per fortuna ha risolto il problema. 90° chilometro, 3 ore e 41 minuti, alla media di 24,4. Mi fermo per mangiare e allo stesso tempo gonfiare un po' la gomma avanti che non l'ho gonfiata bene, quindi un po' fastidiosa. In realtà, ma me ne sono accorto solo a casa controllando la camera d'aria, non ero io che avevo gonfiato male la gomma, ma si è trattato di una seconda foratura, avvenuta sì e no 8 km dopo quella di Osoppo. Per 250 km tutto ok, poi vado a forare 2 volte nel giro di 8 km tra Osoppo e Ospedaletto a 30 km da casa. Amici, appena tagliati 100 km. In 4 ore e 5 minuti alla media di 24,4 km orari. Terza volta che arrivo a 100 km. La gomma davanti è di nuovo a terra.
Fra 11 km sono a casa, si è rotta anche la pompa. Speriamo che tenga 11 km, non è gonfia, vediamo. E la ruota è sgonfia. Già andavo piano perché ero stanco, mi tocca andare ancora più piano perché la ruota è sgonfia e non sono riuscito a stallonarla bene. Quindi un continuo tum 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 tum. Per i 9 km 480 metri sono a casa. Teniamo duro. Fermo qui che c'è un piccolo spiazzo, per sicurezza do un'altra gonfiata perché dopo non posso più, cioè posso fermarmi ma la strada è stretta, le macchine corrono. Almeno qui sono più riparato. Per fortuna mancano pochi chilometri, ho anche finito l'acqua, ce n'è così. Amici, sono arrivato, sono in garage e sono arrivato stanco, dura, con la gomma in queste condizioni. Gli ultimi 30 km li ho dovuti fare in queste condizioni. Comunque, chilometraggio totale 112 km in 4 ore e 37 minuti, velocità media 24.2. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Se ti va, dai un'occhiata all'altro mio video nel quale ho tentato di arrivare a Bibione ma non ci sono riuscito in quanto mi sono perso. Un saluto pieno di chilometri da Lucoral.